Siamo con Pino Marzella, appena terminata Breganze Giovinazzo, che ha chiuso il programma dei play-out con la permanenza in A1 di Giovinazzo. Complimenti Pino. Grazie e un saluto a tutti i tifosi. Ripercorrendo la stagione, se mi posso permettere, vorrei che tu provassi a ricordare il momento peggiore e provassi a tentare di spiegare come ne siete usciti. Il momento peggiore tanti, quasi tutto il girone d'andata, ma i ragazzi hanno avuto un battesimo di fuoco. Ricordo a chi non lo sa che avevamo 10 esordienti in Serie A, ragazzi che andavano dai 17-19 anni. Abbiamo potuto fare una campagna questi molto limitata per quello che noi potevamo. Ringraziamo chi ci ha aiutato a trovare questa salvezza, gli stranieri. Il punto di svolta è stato un po' l'acquisto di Rubio, che ci ha consentito, soprattutto negli ultimi 3 mesi, di cambiare completamente modo di giocare. Abbiamo buttato via 2 anni e mezzo di lavoro per partire con un nuovo progetto e i frutti sono stati devastanti. Noi abbiamo meritato tutte le partite che abbiamo fatto e se abbiamo perso è stato solo perché i ragazzi nostri non sono ancora pronti al primo anno in Serie A, fanno dei peccati di ingenuità incredibili anche stasera, però c'è una crescita davvero importante.